Ciao, siamo tre ragazzi della comunità per Giorgio. Io sono Davide. Io sono Enrico. Io sono Paolo. Oggi vi vogliamo parlare del simbolo del quartiere dove si trova la nostra comunità, San Domenico, zona nord di Udine. Nel 1917 esplosa nel quartiere di Sant'Osvaldo una polveriera che ha costretto centinaia di persone a rimanere senza casa. Il comune ha dovuto costruire un nuovo villaggio chiamato successivamente San Domenico. La chiesetta di San Domenico è stata fatta nel 1933 ed è stata inaugurata il 15 agosto del 1935. Al giorno d'oggi la chiesetta di San Domenico è simbolo di rinascita e resistenza e fa parte della comunità per Giorgio di Udine. Sicuramente l'elemento che colpisce di più tutta la chiesa è il grandissimo mosaico realizzato sulla parete esterna. Il mosaico è stato costruito pezzetto dopo pezzetto dalla famosa scuola dei mosaicisti di Spilbergo, sul disegno del famoso artista Francesco Kaučić, uno dei migliori rappresentanti del neoclassicismo mitteleuropeo. Il mosaico in sé, voluto da Don Emilio de Roya, rappresenta l'Immacolata che tiene sollevato il bambino Gesù per proteggerlo dal brutto serpente che la donna sta cercando di schiacciare con uno dei piedi. Il mosaico, rispetto alla costruzione della chiesa, è più recente, infatti nelle foto storiche della chiesa non era presente. È da aggiungere che l'Immacolata col bambino rappresentano il bene, mentre il serpente che viene schiacciato ed eliminato rappresenta il male. Adesso questa chiesetta verrà restaurata su lavoro dell'architetto Verona e grazie per aver collaborato con noi.